Sì. Buonasera a tutti, faccio solo una piccola introduzione che mi fa piacere presentare il mio staff. Vi presento Ruben Scotti, si può alzare Ruben, che è il mio preparatore atletico, stava con me anche a Modena e mi ha seguito. Il mio secondo è Enrico Annoni, che ricorderete sui campi di Torino e anche Glasgow, Celtic e altre squadre. Gaetano Pedrelli, preparatore dei portieri, anche lui stava con me a Modena, mi fa piacere presentarvi perché insomma sono un po' la mia famiglia, quindi è doveroso. Per quanto riguarda la scelta di essere qua, io ringrazio il Presidente perché per noi in questo momento è un entusiasmo continuo, tutte situazioni che entusiasmo per il fatto che si tocca con mano la voglia di partire, di fare bene, di strutturare una società e essere a capo come responsabile tecnico del campo di questo progetto mi rende molto felice. Noi sicuramente siamo un gruppo che l'anno scorso ha lavorato bene, ha dimostrato qualcosa nel campionato di Serie B, un campionato molto lungo, 42 partite, quindi anche per noi questa è una grande occasione. Io dico sempre che la fortuna viene definita fortuna quando una persona trova un'occasione e la vuole sfruttare, questo è il nostro caso, quindi felicissimi di essere qua e di far parte di questo progetto. Poi se voi volete farmi delle domande tecniche sono a disposizione. Sì, una sola richiesta, aspettate che vi sia posto il microfono. Ci sono domande? Non ci credo che non ci siano domande. Partiamo dall'amministratore delegato, seguiamo l'ordine, diciamo. Il signore Andrea Miola del Gazzettino di Padova. Andrea Miola del Gazzettino, sì. Ho letto il suo curriculum, finanza ma anche molto impiantistica. È un argomento chiave quello dello stadio, dal punto di vista sì, dell'ospitalità dei tifosi, ma anche sfruttarlo anche in maniera non solo il sabato, una volta ogni 2 settimane e così via. È un aspetto su cui immagino lavorerà molto questo. Stavo dicendo prima con gli amici che sull'impiantistica, soprattutto sugli stadi, penso dal 2000 in poi avrò fatto 300 o 400 convegni. Non sarebbe male che magari ogni 300 convegni che si fanno, ogni 400 si facciano stadi, perché il fatto che il problema sia lo stadio ormai è diventato talmente evidente che quando si fanno i titoli di convegni non si sa più cosa scrivere, perché prima si scriveva uno stadio una necessità, poi lo stadio un'emergenza, e adesso se io dovessi fare il titolo al prossimo convegno non saprei cosa scrivere. Però dico pure che lo stadio non è l'unico passo per una società, perché come un'azienda ha bisogno, anche se ha degli operai straordinari e ha un prodotto teoricamente molto buono, se non c'è il capannone, se non c'è i macchinari adeguati, questi bravissimi operai non riusciranno mai a fare un prodotto fatto bene. E nel calcio penso che sia la stessa identica cosa. Quindi questo vale per l'impiantistica in generale per gli stadi, ma direi l'impiantistica anche del settore giovanile, direi i centri sportivi, direi i campi di allenamento. Non so quanti di voi ha girato l'Italia, ma vedere società non solo di serie C o di B, ma di serie A, allenarsi magari con stadi, quelli che voi conoscete e che vedete nella televisione, con campi di allenamento che sono da terzo mondo. Quindi dico che non conosco la realtà di Padova, quindi non posso dire assolutamente niente, però è certamente nel mio DNA il fatto che una società di calcio non può non avere di partenza per poter far bene delle strutture adeguate. Stefano via fuori? No, non legati allo stadio, quindi allora ne abbaglia, la 13. Una domanda al Presidente. Benvenuti a tutti intanto. Grazie. La prenda come una battuta di spirito, si è ricordato di rinnovare l'assicurazione dell'auto?
No, perché la volta scorsa era scaduta. Non sfugge niente. Mi sembra impossibile, però, però la ringrazio del consiglio. Vabbè, se lo segni perché solo 15 giorni di tempo. Comunque torniamo alle cose serie. La scelta di Secco, lei settimana scorsa ha detto chiaramente di essere tifoso juventino. Questa scelta, oltre ovviamente alla fiducia che lei ripone nel nuovo direttore sportivo, è dettata anche un po' dall'amore bianconero? No, direi che il conto è la passione calcistica, il tifo, e un conto è la scelta di una persona chiave per un progetto come il nostro. Se poi oltretutto il dottor Secco è cresciuto in un ambiente calcistico di una grande società che si chiama Juventus, a maggior ragione una grande società con una grande esperienza. Stefano Edel, Martino di Padova. Io inevitabilmente vorrei approfondire discorsi sulla questione tecnica. Parlo a tutti e due, sia a Secco che a Mister, innanzitutto benvenuti. Grazie. Il Padova ha 17 giocatori suoi in questo momento. Vorrei capire in quanto potrebbe essere rinnovata questa rosa in termini numerici, qual è il vostro numero ideale, numericamente parlando, se 2 giocatori per ogni ruolo più o meno, e al mister magari se può già dirci qualcosina relativamente al modulo, al tipo di gioco che lei, perché lei ha fatto anche un 4-4-2 pur preferendo di solito mi pare il 4-3-3, almeno avendolo visto in Modena nella partita d'andata. E 2 giocatori che lei aveva, che noi conosciamo molto bene, nel girone d'andata hanno fatto faville a Modena, sono Lazarevic e Ardemagni. Ardemagni poi ha proseguito. Fatalità, quando Lazarevic è sceso di un po', ci sono stati gli infortuni, è successo quello che è successo. Allora vorrei chiedere se nella sua ottica di calcio, nella sua visione di calcio, c'è o meno un tipo di giocatore di queste caratteristiche. Grazie. Ha fatto un'ottima fotografia perché anche l'andamento dell'anno scorso è fotografato a noi. Quello che piace a me è sicuramente un 4-2-3, però secondo me l'allenatore bravo è quello che poi formula il modulo in base alle caratteristiche dei giocatori. Per quanto riguarda il mercato, con il dottor Secco stiamo lavorando tutti i giorni. Quando dico di fotografia giusta è perché cerchiamo anche noi 2 giocatori per ogni ruolo, quindi il numero preciso da 22 arrivare a 25 giocatori con i portieri. Poi sicuramente l'inserimento anche di qualche ragazzo della primavera, anche per poterlo vedere, perché a me piace. Io l'anno scorso sono stato insieme a Di Francesco l'unico che ha fatto esordire un 94, Minarini per noi e Berardi per il Sassuolo, quindi mi piace anche vedere quel materiale che c'è nei ragazzi. La mia idea di gioco è di un calcio organizzato, al di là del modulo, di proporre gioco, quello che è un po' successo al nostro campionato del Modena l'anno scorso. Noi abbiamo fatto il record di punti di sempre del girone d'andata, ma non per altro, perché comunque avevamo una filosofia bella di gioco, ma quello che piace a me è sicuramente creare un gruppo che vende cara alla pelle, che lotta su tutti i palloni, e dopo di quello viene comunque il gioco palla a terra. Mi fa piacere che abbia rimarcato il fatto di Lazarevic e Ardemagni, perché io ho definito che sono andati sopra soglia vuol dire sopra i loro standard. Non voglio prendermi i meriti perché sono sempre i giocatori che vanno in campo, però spero di averli aiutati nella crescita. Forse leggo che Ardemagni può andare a Palermo o in altre piazze di Serie A, ecco, mi fa piacere aver potuto contribuire in quel senso lì. Per quanto riguarda Lazarevic, è un giocatore straordinario, ha delle caratteristiche forse che non hanno difficili da trovare, però mi piacerebbe ripercorrere un po' quello che è il mio credo del 4-3-3, con 2 esterni che sanno fare male, con una punta centrale che possa fare tanti gol, una squadra in continuo movimento che non butta mai via palla ma che gioca sempre palla a terra, una difesa alta, poi piano piano lo scopriremo strada facendo, però insomma la prima soluzione è formare un grande gruppo, uomini, gente che lotta, che vende cara alla pelle, che trascina la gente, perché dopo di quello viene anche l'aspetto tecnico. La Serie B è lunghissima, sono 42 partite, la realtà è la corsa, la realtà è il sudore, la realtà è il sacrificio, dopo di quello vengono fuori le qualità dei giocatori. Quando io riuscirò a formare un gruppo vincente prima nella testa e nel sacrificio, poi sul campo, allora sono un allenatore contento. Riccardo Sorpo, Tutto Sport. Beh, tanto